documento o targa che viene consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne viene insignita, che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune. Vista la richiesta avanzata dall'Associazione Folcloristica Culturale San Gemiliano di conferire la cittadinanza onoraria al maestro Luigi Lai con la seguente motivazione. In considerazione della stima reciproca che ha legato il maestro Luigi Lai alla popolazione sestese in innumerevoli occasioni nell'arco di tanti decenni, specie nel corso delle manifestazioni religiose in onore del compatrono di Sestu, ossia San Gemiliano, durante le quali con la sua partecipazione puntuale ed inestimabile valore ha donato alla nostra comunità la sua arte e ha avuto modo, legandosi a Sestu, di condividere i nostri valori etici e di arricchirsi del nostro patrimonio culturale, etnico ed umano, veicolando poi in Sardegna, in Italia, in Europa e nel mondo il nome di Sestu. Dato atto che Luigi Lai è nato il 25 luglio del 32 a San Vito e oggi il più grande suonatore di Launeddas vivente. È stato allievo dei suonatori di Launeddas della scuola del Sarrabus Antonio Lara ed Efisio Melis. Tra gli anni 50 e 60 emigra in Svizzera, dove studia sassofono presso l'Accademia Musicale di Zurigo. Al suo ritorno in Sardegna riprende a suonare le Launeddas al seguito del gruppo folk San Gemiliano di Sestu ed è proprio in quel momento che nasce il legame che ancora oggi è saldo e che vede il maestro Lai protagonista di numerosi eventi culturali a Sestu. Immancabile la sua presenza in occasione della festa del compatrono San Gemiliano. Nel 1997 ha scritto in italiano e poi in inglese il pionieristico Metodo per le Launeddas, con l'intento di trasmettere la cultura tradizionale secondo i canoni della musica colta. Dal 2017 inoltre è docente di Launeddas presso il Conservatorio di Cagliari. Riconosciuto nel mondo per meriti artistici, nel 1985 Lai è stato nominato Maestro del Folklore, nel 1988 Cavaliere della Repubblica. Nel 2014 è stato insignito del titolo di Ufficiale della Repubblica ed è inoltre cittadino onorario di Ussaramanna e Barumini. Condivisa anche dall'intero consesso, è ritenuto di procedere all'attribuzione della cittadinanza onoraria alla persona sopraindicata. Il Comune di Sestu delibera di conferire, per le ragioni esposte e richiamate in premessa, la cittadinanza onoraria del Comune di Sestu al maestro Luigi Lai. Prego.